iscrissi nel 2008 per il Consorzio di tutela del Bardolino. Il Consorzio mi chiese di tentare di ricostruire la denominazione che in quel momento era in gravi sofferenze, e là nacquero due progetti, uno dedicato al chiaretto su cui investimmo molto, che ha già portato a successi considerevoli, tant'è che siamo passati da 4 a 12 milioni di bottiglie di chiaretto con un incremento consistente di prezzo, mentre l'altro progetto relativo al Bardolino si basava sulle ricerche storiche esistenti sul territorio bardolinese e sulla zonazione condotta nel territorio dal 2002 al 2005. In sostanza l'idea progettuale era quella di tentare di tornare a quella classificazione di sottozone interne al territorio del Bardolino che era già nota nell'Ottocento. Nel 1825 i compratori di vino che giravano nel territorio bardolinese avevano riconosciuto 3 macrozone all'interno del territorio bardolinese con vini che avevano caratteristiche diverse. 1825 significa 30 anni prima della grande classificazione di Bordeaux, che è del 1855. Le 3 macrozone vennero sostanzialmente confermate identiche da Giovanni Battista Perez sul finire del 1800. Poi si sono smarrite con la nascita della denominazione quando si puntò a produrre più quantità per rispondere alla domanda del turismo e non qualità. Oggi, confidando su quelle annotazioni storiche e sulla zonazione che ha dimostrato esistere effettivamente 3 macro differenze interne di suoli, di clima e quindi di vini prodotti, siamo tornati a definire specificità territoriali che un gruppo di produttori è andato selezionando sul territorio. Nel parlare normale e nella manifestazione di presentazione che abbiamo realizzato abbiamo chiamato le 3 sottozone CRU. Diciamo che può lasciare un po' perplessi il fatto che si parli di CRU per delle aree abbastanza grandi. Però noi in Italia siamo formati secondo la scuola bordolese. A Bordeaux il cru è qualcosa di molto piccolo, Chateau Margaux è un cru, non tutta la denominazione di Margaux. In Borgogna il cru è ancora più piccolo, sono territori veramente minuscoli. Nel Beaujolais, che è il nostro riferimento storico, tant'è che già a fine 800 i migliori Bardolino erano venduti nelle liste dei migliori hotel della Svizzera insieme con il cru del Beaujolais. Nella zona del Beaujolais il cru è l'intera denominazione, è un intero territorio, esattamente come facciamo noi. Il nostro modello di ispirazione è quello perché storicamente quello era il nostro riferimento. Ci sarà un'evoluzione? Ma io ho un sogno che non so se farò in tempo a vedere realizzato, perché probabilmente richiederà molto tempo, ed è quello delle denominazioni comunali all'interno delle sottozone. Per cui mi piacerebbe vedere singole denominazioni per i singoli comuni all'interno delle singole sottozone. Lì a quel punto arriveremmo a una classificazione che è ibrida fra il Beaujolais e il Bordeaux. Certo, è un progetto futuro, non dobbiamo correre troppo, dobbiamo fare un passo dietro l'altro e camminare su. Io credo molto al genio, quasi alla religiosità del territorio legata alle persone. Tant'è che il progetto Bardolino Village, quello che ha portato a individuare le sottozone che sono entrate nel disciplinare, è stato condotto da un gruppo di produttori. L'intero progetto è stato condotto da un gruppo di produttori coordinati dal consorzio, ma non dal consiglio di amministrazione del consorzio. Non solo, questi produttori, in genere piccoli produttori, continueranno a gestire le sottozone perché è intenzione del consorzio istituire 3 comitati per la gestione delle 3 sottozone, per cui le sottozone saranno affidate a coloro che sul territorio fanno i vini delle sottozone. Quindi saranno le persone che vivono sul territorio a gestire il futuro delle sottozone e a gestire il futuro dei singoli vini provenienti dai singoli territori interni alle sottozone. Crediamo molto nell'umanità, crediamo molto in una visione umanistica del vino e quindi assolutamente crediamo che siano le persone che devono fare le scelte legate al territorio.